Voi nel 1933 stavate in prigione, quindi tutta la seconda guerra mondiale ve la siete persa. Ma c'è verso, si va lì. Quindi di Hitler non avete niente da dire. Hitler, sacci che è stato un grande uomo, Hitler è un grande uomo. un grande uomo, sì. Perché? Perché è un uomo che si è fatto rispettare, un uomo che si è fatto uccidere, poi ci vuoi e non ha cercato perdono a nessuno. Quindi, che cosa trovate di buono in Hitler? È un grande uomo. Ma cosa ha di buono Hitler? E che ne sa, ci sono fatte la moglie, per sapere che tenevi buono. E vabbè, voi dite è stato un grande uomo, qualche cosa... Non so la moglie che tenevi buono, scusate. Vabbè, a parte questo, politicamente, che ha fatto di buono Hitler? La guerra. Ma l'ha persa pure. Ha perso perché ha perso. Per i traditori, per i tradimenti. Ma chi di tre si visto si mangiava il mondo. E allora tutto quello che ha fatto con gli ebrei, la Shoah, tutte queste cose qua? Usciamo. La Shoah? Usciamo una cosa buona faceva solamente. Se vede quella bella femmina italiana, va ricordate come si chiamava? Ma noi stiamo parlando della Shoah, non dello Shah di Persia. Come ha detto usciamo? No, la Shoah, l'olocausto. Lo stock. L'olocausto. E chi è? E quando Hitler prese tutti quanti gli ebrei, li mandò a Auschwitz, a Dachau. Non sto fatto che non ci ho saputo mai, non so niente. Non avete saputo Io niente? so che picciavi i cristiani, so che... No, non erano cristiani, erano ebrei, è diverso. Sempre cristiani erano. No, scusate, gli ebrei sono ebrei, non sono cristiani, zio Peppe. Ma cristiani come roba di umanità. Scusate, quindi per voi l'umanità non esiste al di fuori della cristianità? I cristiani sono cristiani. I cristiani intesi come esseri umani? Scusate, voi pigliate un ricchione, è cristiano o no? Dipende, se è Zeffirelli, sì. Non ci capite, i surfatieri. Zeffirelli. Non ci stanno manco più i surfatieri, non ci stanno manco più. Era vecchia, a capo di surfatieri, ricordate? Quando appicciavano così, si affumicavano a casa.